Lei è il commissario Venuti, neocommissario dell'ASP e intanto una sua valutazione su questa iniziativa sicuramente lodevole per la prevenzione della salute dei cittadini. Sì, è un'iniziativa intanto che l'ASP conduce già da alcuni anni, che ha avuto un grosso successo. L'anno scorso abbiamo avuto circa 650 cittadini che sono venuti da noi per essere valutati dalla nostra struttura ed è un'iniziativa di grandissimo valore sia sociale sia sanitario in senso stretto, perché si occupa di due elementi importanti. Il primo è la prevenzione, che noi sappiamo tutti di essere potenzialmente destinatari di patologie, però non sappiamo qual è la misura del rischio che noi stiamo correndo. E le patologie cardiovascolari sono la prima causa di invalidità, di morte che può determinarsi. Quindi è un elemento di una importanza straordinaria per la vita nostra, delle nostre famiglie, per il livello di assistenza che le aziende devono dare ai cittadini. La prevenzione è la soluzione, non la soluzione, ma è l'elemento per rendere efficiente e minimo l'intervento e massimo il livello di benessere. È maggiore e più lunga la vita, quindi è determinante. Un'iniziativa interessante è quella che oggi si presenta in tema di prevenzione. Assolutamente sì, sono delle giornate di prevenzione sulle malattie vascolari cardiache. Ricordo che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi civilizzati e quindi anche in Italia. È importantissima la prevenzione in questo caso perché avvicina il territorio all'azienda e l'azienda alla gente e soprattutto consente di rilevare i segni iniziali della patologia prima ancora che abbia dato le manifestazioni più gravi. Io stesso ho avuto modo di coordinare per tutta la regione Sicilia una giornata di prevenzione addirittura 10 anni fa, la B-Day, che puntava a identificare le arteriopatie periferiche e su questa base identificare anche arteriopatie di altri distretti più nobili come quello coronario e carotideo che spesso sono disattese e possono esordire in maniera improvvisa e talvolta anche fatale. Un'iniziativa sicuramente interessante, quella che voi fate oggi a contatto con la gente col fine di portare avanti la prevenzione. Sicuramente la prevenzione rappresenta la misura efficace appunto per ridurre le malattie in generale, in particolare le malattie cardiovascolari, e là dove sono presenti fattori di rischio quale il fumo, l'ipertensione, il diabete, l'inattività fisica, l'obesità, è proprio in questi casi che il medico deve intervenire facendo cambiare stile di vita ai pazienti e solo in questa maniera si possono ridurre se non annullare le malattie cardiovascolari nel nostro tempo. Siamo alla terza edizione di questa iniziativa che ci ha visto coinvolti come reparto di cardiologia. Quest'anno sarà in piazza Cavour come l'anno scorso, nei giorni 20, 21 e 22. Sarà 3 giorni di prevenzione cardiovascolare in cui verranno fatte delle visite cardiologiche gratuite, verranno controllate glicemia e colesterolo, tutto questo e pressione naturalmente, tutto questo per stratificare i pazienti da un punto di vista cardiovascolare e calcolare quello che è il rischio di eventi cardiovascolari da qui a 10 anni e quindi chiaramente mettere in atto eventualmente le misure che possono essere utili per abbassare chiaramente il rischio dei pazienti che stiamo valutando. È un'iniziativa interessante che va ascritta alle competenze e al ruolo della nostra unità operativa complessa di cardiologia, guidata bene dal dottore Caramanno. Prevenzione cardiologica contro gli infarti, contro tutte quelle patologie che possono determinare un danno reale nei confronti del benessere fisico e psichico. Oggi siamo qua insieme alla Direzione Generale per sostenere e incoraggiare questa iniziativa che avrà certamente un grande esito soprattutto nelle piazze della nostra città e garantirà a molte persone di poter prevenire l'infarto e le altre patologie che riguardano l'apparato cardiovascolare. E questa è la strada giusta, è quella della prevenzione, del controllo, del monitoraggio e questo lo si deve a esperti professionisti che guidano una realtà importante che è conosciuta e apprezzata in tutta la nostra provincia e anche nel resto dell'isola. Siamo sulla buona strada, la strada quella delle risorse concrete, economiche e professionali che devono essere affidate a strutture importanti per garantire il diritto alla salute nei confronti dei cittadini.